È stato sicuramente un giorno storico. Sì al Veneto indipendente. Mentre dentro i palazzi della regione imperversa la bufera giudiziaria sul Mose, il Consiglio vota a favore del referendum istituzionale. Con 30 voti a favore, 12 contrari e 4 astenuti, il Consiglio ha approvato la legge 342. La consultazione chiederà ai veneti se sono favorevoli a fare della regione una repubblica indipendente e sovrana. Siamo già stati super bravi ad aver approvato una legge che ancora tutt'oggi i catalani non hanno approvato. Meglio della Catalogna, e l'organizzazione civica di plebiscito.eu, forte del proprio referendum online, si dice anche pronta a dare una mano. Faremo proprio da pilota, da sherpa se vogliamo del processo, esploreremo in un qualche modo il percorso anche mostrando quale sarà effettivamente la Repubblica Veneta che ci sarà. Restano alcuni nodi da sciogliere, il primo di natura costituzionale, ma Alessio Morosini, tra gli autori della legge, punta al fatto che la Costituzione riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli. Si è riconosciuto all'autodeterminazione la qualità di diritto precostituzionale. Do sfogo e risposta a un'istanza di parte del popolo veneto. E penso che sia il massimo elemento di democrazia dar modo ai cittadini di esprimersi. L'altro ostacolo è di tipo economico. La macchina referendaria costa 14 milioni di euro. Laddove ci fosse un problema economico, questo non deve diventare una scusa e noi metteremo a disposizione ovviamente la piattaforma digitale, la nostra consulenza, il know-how acquisito. Considerati i nodi da sciogliere, il Consiglio si è riservato di decidere la data del referendum.